Governatore Fedriga, oggi a Capodistria alla riunione del Comitato Congiunto Slovenia-Friuli-Venezia Giulia. Lei lo ha definito un modello a livello europeo di collaborazione, ma anche importanti novità, in particolare per quel che riguarda il pattugliamento dei confini. Sì, sicuramente tavoli di questo tipo che riescono ad affrontare temi estremamente concreti per dare risposte alle rispettive comunità sono molto importanti e ad esempio la questione immigrazione è uno di quei temi che sicuramente coinvolgono sia la Slovenia che l'Italia e ovviamente in particolare il Friuli Venezia Giulia. Su questo abbiamo fatto presente le criticità che stiamo vivendo nel nostro territorio rispetto all'ingresso di immigrati irregolari e c'è stato l'impegno della Slovenia di proseguire con le pattuglie miste ma implementarle anche con nuove tecnologie così da poter renderle maggiormente efficaci e poter intercettare gli ingressi irregolari sul territorio italiano. Di questo ovviamente ringrazio della disponibilità la Repubblica di Slovenia, ma sono altrettanto convinto che insieme dobbiamo muoverci a livello europeo affinché l'Europa faccia la propria parte, soprattutto per quanto riguarda tutti quei paesi della rotta balcanica che ad oggi sono permeabili alle migrazioni irregolari. Ha parlato anche di passi in avanti per quel che riguarda la tutela delle lingue minoritarie. Avremo in Friuli Venezia Giulia una scuola quadrilingue. Sì, la sperimentazione partita che noi vorremmo rendere strutturale e oltretutto è stato anche uno di quei temi trattati ieri col Ministro Boccia, è quello di poter essere in grado di offrire un sistema formativo che valorizzi proprio la specificità del nostro territorio, che ha al suo interno 4 lingue che sono l'italiano, il friulano, il tedesco e lo sloveno e quindi offrire un percorso formativo che possa garantire una padronanza di 4 lingue ai nostri ragazzi. Penso che possa puntare su quella qualità di cui abbiamo bisogno e magari quella qualità che può rafforzare le scuole che magari si trovano in territori meno popolosi ma che possono essere comunque attrattive proprio per quella qualità che noi vorremmo garantire.